che sempre di più rappresentano una tassazione ingiusta e iniqua sugli strati popolari. La nostra Costituzione prevede che la tassazione sia progressiva, che chi ha tanto paghi tanto, chi ha poco paghi poco e chi non ha nulla non paghi nulla. La tassazione non solo non è progressiva, non è nemmeno proporzionale, vengono tassati a prescindere i consumi. Penso all'IVA in primo luogo e penso a quelle che sono le accise, e qualcuno che ha preso i voti degli strati popolari e purtroppo di molti nostri colleghi aveva promesso di tagliare le accise e non solo non ha mantenuto la promessa. Se noi oggi se le operaie e gli operai facessero un blocco stradale contro questi aumenti, si prenderebbero, purtroppo grazie al senatore Salvini, 12 anni di galera. E noi queste questioni nei nostri luoghi di lavoro e nei mercati e nelle situazioni delle case popolari che continuiamo a frequentare le dobbiamo rimarcare, dobbiamo far emergere questo tipo di contraddizioni sempre a danno dei soliti. E ora come soluzione viene preventivato il ritorno al nucleare e il ritorno al fossile, quando il nucleare non solo è pericoloso, è estremamente pericoloso, non solo inquina con le scorie, ma anche il problema che a noi l'energia ci serve subito, non fra 10 anni, quindi c'è anche questo problema pratico, ammesso e non concesso che si possa ancora parlare di nucleare per i danni che questo ha fatto nei decenni e per i vari pronunciamenti che i cittadini italiani hanno avuto contro il nucleare, l'ultimo nello scorso 2011 con il referendum arrivato dopo poco il disastro in Giappone. Il vero problema dell'aumento di queste bollette è il fatto che in questo Paese non si è mai fatta una politica seria, coerente e sistematica su quello che è l'unica strategia possibile per il futuro, cioè le rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico, e si è sempre preferito continuare ad estrarre risorse finite con il fossile, con le trivellazioni. Noi oggi dobbiamo unire quella che è una vertenza sociale, quella che è una vertenza legata alla fiscalità, con appunto la tassazione che dicevo prima, con quelle che sono le istanze ambientali, con quelle che sono le uniche possibili strategie per il futuro. Lo dobbiamo fare, lo faremo attraverso i comitati popolari, lo faremo con una forma di vertenzialità che continuerà nei prossimi mesi, come facciamo sempre con coerenza, con gli inquilini e con altre questioni. Porteremo avanti la lotta con tutte le persone che ci stanno su questo tipo di piattaforma, contro tutte le varie oppressioni e i vari livelli di sfruttamento che il capitale sta operando sui lavoratori, sui pensionati, sui ceti medi, sugli artigiani, sui commercianti. Avanti compagni, grazie per questa bella giornata al lavoro e alla lotta. Io vorrei fare un esempio concreto.